Rilevato che dal bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 marzo i numeri relativi agli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale e gli incarichi vacanti della continuità assistenziale sono aumentati di più 46,8% e più 35,5% negli ultimi 2 anni. Solo per fare un esempio, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale sono passati da 138 nel 2000 a ben 187 nel 2022 e ricordo che dal report fornito proprio dall'assessore anche nel 2000 su 138 incarichi vacanti erano stati assegnati solamente 17, rimanendo scoperti 122 nel corso dell'anno 2020. Nella stessa commissione, tra l'altro, si ricordava che nei prossimi 10 anni circa la metà dei medici di medicina generale andranno in pensione e si vede il disagio, anche si legge sui articoli di stampa, come quello del 19 aprile, di utenti in fila al freddo all'alba per confermare il proprio medico di medicina generale. E quindi la carenza di medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale ex guardia mediche producono disagi per il cittadino con conseguenti incrementi di chiamate al 112-118 e accessi impropri al pronto soccorso. Considerate che in altre regioni, nelle more della necessaria ridefinizione dell'accordo collettivo nazionale, su cui c'è stata anche la proposta della nostra regione insieme con le altre regioni, anche questo comparsa a mezzo stampa, sono state varate però delle misure eccezionali temporanee con gli accordi integrativi regionali, ad esempio l'aumento delle ore settimanali, l'aumento del compenso previsto per la continuità, per orario per la continuità assistenziale, l'integrazione regionale dell'indennità di collaboratori di studio medico per i medici di medicina generale, al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e assicurare la copertura assistenziale del territorio. Tutto ciò premesso, si interroga l'assessore competente per sapere quanti incarichi vacanti sono stati assegnati e quanti sono rimasti scoperti negli ultimi 2 anni e quali misure intende intraprendere la Regione previo condivisione con le organizzazioni sindacali al fine di assicurare la copertura assistenziale previsti dai livelli essenziali di assistenza. Grazie. Che il fenomeno della medicina generale è un fenomeno purtroppo comune a tutti e che purtroppo oggi non si limita alle aree montane, ma si diffonde in tutto il territorio. Fino a quando non saranno modificate regole strutturali, appare difficile riuscire a trovare una soluzione. Quindi io farò delle considerazioni puntuali sulle domande e poi mi soffermerò su quello che noi abbiamo fatto nel corso di questi anni e quello che abbiamo chiesto puntualmente al governo, perché la materia è statale, lo spazio delle regioni è estremamente limitato. Quindi nell'anno 2020 sono stati pubblicati a marzo 79 incarichi vacanti di assistenza primaria al fine delle diverse procedure, sono rimasti vacanti 8. 138 di continuità assistenziale, ne sono rimasti vacanti 120. Nell'anno 2021 sono stati pubblicati a marzo 104 incarichi di assistenza primaria e ne sono rimasti vacanti 36 e sui 161 incarichi di continuità assistenziale pubblicati ne sono rimasti vacanti 153. Questo è un dato strutturale che riguarda la disponibilità dei professionisti. Al fine di sopperire alla situazione, per la prima volta è stata attivata dalla Regione a fine dello scorso anno una procedura straordinaria mediante ripubblicazione degli incarichi rimasti vacanti e anticipazione della pubblicazione degli incarichi che si sarebbero resi disponibili entro il mese di marzo del 2022. Grazie ad un accordo a nuovo sottoscritto con i medici di medicina generale, reso esecutivo con una delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2021, si sono individuate una soluzione al problema della costante sottostima nella determinazione delle zone carenti di assistenza primaria. Con la procedura straordinaria sono stati assegnati ulteriori 12 incarichi di assistenza primaria e uno di continuità assistenziale. In previsione del picco dei pensionamenti si ricorda che la Regione ha raddoppiato a partire dal triennio 18-21 il numero delle borse di studio del corso di formazione in medicina generale con oneri a totale carico dell'amministrazione regionale,
per cui a partire da quest'anno si diplomeranno ogni anno 40 nuovi medici a fronte dei 20 degli anni precedenti. Per quanto riguarda le indennità di collaboratori di studio medico per medicina generale, si evidenzia che questo è un accordo ed è il primo in questo Paese e che vede per l'anno in corso la destinazione di fondi regionali per ben 1.994.757 per finanziare l'accordo integrativo regionale per l'incremento dei collaboratori di studio che è stato sottoscritto il 1 marzo 2021 e non rappresenta una misura temporanea legata al contesto emergenziale, ma un intervento su livelli di assistenza con relativa copertura economica a carico del bilancio regionale che si consolida negli anni. Tale impegno si reputa sufficiente a soddisfare le domande giacenti presentate dai medici di medicina generale per ottenere l'indennità che, si ricorda, nella nostra regione consiste in un compenso annuo pari a 12 euro per ciascun assistito fino al tetto massimo di 1.300 assistiti per complessivamente euro 15.600, a fronte dell'indennità annua nella misura di euro 3,5 per assistito in carico previsto dall'accordo collettivo nazionale. Questa misura concorre a realizzare l'incremento della qualità dell'assistenza primaria, consentendo al medico di fiducia, singolo o associato, di aumentare la disponibilità nei confronti dei propri pazienti mediante l'affidamento della gestione degli aspetti non medici e di natura amministrativa a personale di supporto. Sono attualmente in programma della Direzione Centrale Salute ulteriori incontri con parte sindacale per individuare strumenti ed azioni da recepire nell'ambito dell'accordo integrativo regionale, quadro onde permettere alle aziende sanitarie di attivare le soluzioni ritenute maggiormente idonee a livello locale per incentivare e migliorare la rete esistente e sopperire alla carenza del servizio di continuità assistenziale. Detto questo, aggiungo quella che è la vera struttura di soluzione al problema, che non sta in capo alle regioni, ma riguarda un passaggio che diventa determinante nel rapporto della revisione tra la sanità pubblica e la medicina generale, che è uno dei capisaldi della realizzazione e anche della sostenibilità di tutte le programmazioni che il Governo ha definito a partire dagli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Commissione Salute nazionale, composta da tutte le regioni, nella seduta del 2 marzo hanno avanzato una proposta modificativa dell'accordo al Governo, reiterando in particolare la richiesta di garantire alle regioni la possibilità di reclutare personale dipendente per garantire le attività di assistenza primaria. Questa cosa ci circostanza in una proposta di accordo del Ministero della Salute sulla riforma del ruolo di medicina generale. Di seguito cito i punti più significativi sulla riforma che le regioni auspicano. E quindi la proposta di accordo formulata dal Ministero della Salute al termine di un articolato confronto tra il Governo, le regioni e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale prevede la riforma del ruolo del medico di medicina generale a seguito delle proposte di riforma avanzate dalla Conferenza delle Regioni nel settembre 2021. Il medico di medicina generale, singolarmente con i loro studi o attraverso aggregazioni funzionali territoriali, ovviamente sono il primo punto di riferimento di prossimità e di cura del nostro servizio. E questo ruolo fondamentale per la presa in carico delle persone ha a che fare anche con i progetti a partire dalla popolazione delle case di comunità. Nelle intenzioni del Ministro, l'accordo dovrebbe essere tradotto non più soltanto in un accordo, ma in una disposizione di legge che vincoli successivamente l'accordo ad alcune condizioni che oggi rappresentano il collo di bottiglia nel quale noi ci troviamo. Personalmente non faccio parte di quella categoria degli assessori regionali che ritiene che il rapporto di dipendenza dalla medicina generale all'interno dell'azienda sanitaria sia la soluzione. Non credo che un cartellino risolva questo tipo di problema. Penso che ci siano altri elementi da mettere in campo
E quindi noi auspichiamo che il Ministro Speranza, la sua volontà è questa, vada in Parlamento e ponga quelle condizioni dalle quali si parte per negoziare un accordo che oggi condizioni non ha e apre ovviamente alla trattativa delle parti tutti gli spazi possibili. Con questo la proposta definisce una tipologia contrattuale diversa, una diversa articolazione dell'orario di lavoro, la disponibilità di quota parte delle ore del rapporto convenzionale a beneficio della sanità pubblica su disposizioni, in questo caso prevalentemente del ruolo del distretto, il ruolo nella casa della comunità, i compiti e il modello organizzativo delle AFT con la modifica dei meccanismi di tirocinio e soprattutto le condizioni per la nuova remunerazione, la quale una quota parte è condizionata agli obiettivi definiti dalla sanità pubblica impartiti dal direttore del distretto. Se questa impostazione dovesse trovare spazio, venisse approvata dal Parlamento, anche ovviamente in una discussione che non può espellere da questo ragionamento le organizzazioni sindacali della medicina generale, è evidente che noi potremo assistere alla modifica di quello che è questo tipo di rapporto che oggi vede dei rapporti contrattuali di libera professione a remunerazione garantita. Quindi questo è un tassello estremamente importante. Io mi auguro che il Governo vada in fondo fino a questo punto, che questo diventa elemento imprescindibile non soltanto per dare la giusta risposta alle cose che voi dite, ma anche alla soluzione di tanti nodi che in questo momento ci vedrebbero nella realizzazione di grandi investimenti, nella incapacità di poter dare corpo alle necessità che l'assistenza primaria, solo l'assistenza primaria, senza distinzione tra la medicina generale e la continuità assistenziale, devono garantire. Grazie. Consigliere Russai. Grazie Presidente. Intanto ribadisco la preoccupazione rispetto agli incarichi vacanti, quindi ai dati forniti dall'assessore. Devo dire che da una parte mi reputo parzialmente soddisfatto perché riconosco appunto la bontà dell'operazione raddoppio delle borse di studio e anche la pubblicazione straordinaria degli incarichi vacanti in corso d'anno, che noi tra l'altro chiedevamo da anni, perché le aziende in realtà non lo facevano, rimandavano anche i pensionamenti e gli altri che si verificavano durante l'anno, appena l'anno successivo ritardando in maniera importante la copertura degli incarichi vacanti. So che la procedura è anche complessa perché si considera prima i trasferimenti, poi la graduatoria regionale, poi i neolaureati e quindi si tratta sì di aspettare quello che è la revisione del rapporto e quindi una competenza nazionale, ma almeno sono contento perché nella risposta l'assessore ha parlato anche di ulteriori incontri per parlare di accordo integrativo regionale, su cui, come ha detto anche il collega, alcune regioni si sono mosse e hanno prorogato anche accordi già in essere, su cui invece c'è una maggior preoccupazione da parte mia, perché spesso sento dire, almeno dai sindacati, non posso entrare nel merito perché non conosco esattamente le trattative, dicono di essere stati inascoltati in questi anni e che delle proposte sono state fatte, naturalmente aspettando appunto la revisione del contratto collettivo nazionale, dell'accordo che lega i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale al servizio sanitario pubblico, al sistema sanitario regionale. Credo che l'accordo integrativo regionale è uno strumento importante su cui bisognerebbe lavorare, dove si potrebbe appunto trovare un accordo con i sindacati per cercare di compensare, almeno in questo periodo transitorio, questa carenza che, come abbiamo visto, di anno in anno peggiora e purtroppo i cittadini pagano le conseguenze con difficoltà ad accedere a questo servizio e con un inevitabile trasferimento della risposta in altri servizi. L'ultima cosa che volevo dire è che molto potrebbe fare la Regione su quello che è il carico burocratico e le incombenze amministrative
che pesano molto e che distolgono ore all'assistenza, proprio per non incentivare i medici ad andare in pensione, ma visto anche l'aggravio di lavoro che hanno avuto anche a seguito della pandemia, ma mettere in sicurezza il lavoro dei nuovi medici che si insediano e aiutare i medici che sono fortemente sotto pressione a rimanere in servizio. Grazie.